Per la prima in casa del 2025 le Volpi della Feldi Eboli ospitano i Lupi della Sandro Abate Avellino in un derby tutto da vivere. Buonasera e benvenuti dal Palassele. Chi vi parla è Carmine Fine e questa è Feldi Eboli Sandro Abate Avellino. Inizia adesso Feldi Eboli Sandro Abate. Kenji raddoppiato, perde il pallone Caponigro, carica il destro, respinge Parisi, poi Venanzio sulla schiena di Alex. Doppia occasione per la Feldi. Calderolli, palla Perezzi, grande intervento di Parisi per evitare l'1-0. Calderolli, col destro Calderolli colpisce il palo esterno, all'improvviso si è acceso Fabrizio Calderolli che ha colpito il palo. Alza il pallone verso Galletto che lo mette giù, poi tocca per Ghi e passa in vantaggio la Sandro Abate con il gol di Ghi a 9:04 dall'intervallo. Si sblocca il punteggio al Palassele. Calderolli, Ugherani, calcia con il destro, Parisi attento, ancora Ugherani, ribatte Alex, può ripartire Ghi subito, chiuso. Liberti ci prova col mancino, ribatte Galletto, ancora Feldi con Calderolli, salva Parisi e poi sfonda la porta per l'1-1. Francesco Liberti, riparte il punteggio in parità la Feldi a 2:39 dall'intervallo. E si chiude il primo tempo al Palassele. Feldi Eboli 1, Sandro Abate Avellino 1. Fischietto in bocca per il signor De Lorenzo e si riparte con Liberti che va da barra. Su di lui c'è Ghi, tocco ancora verso Liberti. Venanzio, il tiro di Liberti, salva Ghi. Alex alza il pallone per Ghi che si coordina e deve fare gli straordinari Montefalcone per metterla in angolo. Altro pallone alzato sempre verso Ghi che questa volta la schiaccia, deviazione sulla traversa e sulla ribattuta arriva Pina che riporta in vantaggio la Sandro Abate. Il gol di Gabriel Pina per il 2-1. Ancora Calderolli che supera Kenji, calcia Calderolli, Parisi guadagna calcio d'angolo Venanzio che lo batte velocemente per il tiro di Calderolli e in qualche modo Parisi. Poi Venanzio cerca il cambio lato anticipato, Caruso, Pina vicinissimo al 3-1. Pina, Piero Basile, Pina ha spazio davanti a sé, Pina di punta, salva Montefalcone ma il pallone diventa buono per Galletto che fa 3-1. Sandro Abate si porta sul +2 la formazione di Basile. Ugherani mette al centro, la tocca Pina, poi Ugherani al volo sul fondo. Ugherani, palla al centro, di testa Alex, poi Caponigro dalla distanza, Venanzio chiede un fallo di mano, non c'è per gli arbitri, riparte la Sandro Abate. Pina tocca per Botta, Botta al centro e arriva il gol di Di Luccio. 4-1 Sandro Abate. Protesta mister Antonelli che chiedeva un fallo, ma è +3 per la Sandro Abate con il gol di Di Luccio. Calderolli, barra, palla dentro, Liberti e gol, è 4-2 il gol di Liberti a 5:36 dal triplice fischio. Calderolli, calcia di punta, vola Parisi, ancora Parisi. Liberti, palla per Ugherani che segna il gol del 3-4 a 40 secondi dal termine. Non è il tempo il pallone di arrivare nell'area della Sandro Abate, lo rilancia Montefalcone, suona la sirena, finisce così la Sandro Abate espugna il Palassele
e vince per 4-3. Subisce la prima sconfitta stagionale la Fel di Eboli.